Si è conclusa con 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere e un'ordinanza agli arresti domiciliari l'operazione dei Carabinieri di Vicenza denominata Merry Christmas. Dopo mesi di indagini, gli uomini del nucleo investigativo del comando provinciale hanno smascherato i protagonisti di un'organizzazione composta da italiani e nomadi giostrai, dedita a rapine, assalti bancomat e casse continue, responsabili di razzie in Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Tutto inizia a luglio con una rapina all'ufficio postale di Schiavon, nella provincia vicentina, dove a scappare Euclide Maior, nomade giostraio dell'81, detto Lachi. C'era stata questa rapina nel luglio 2009 a Schiavon, nell'ufficio postale. 2 rapinatori avevano commesso rapina, erano scappati in motocicletta, hanno avuto un incidente, uno dei 2 è stato arrestato in flagranza e l'altro è scappato. Da lì abbiamo cominciato le indagini a ricostruire un po' tutta la vicenda e anche i collegamenti di queste 2 persone. Siamo arrivati a questa che poi si è rivelata essere una banda dedita non solo alle rapine ma anche agli assalti ai bancomat e alle casse continue dei supermercati. È stato grazie a filmati dei circuiti di videosorveglianza e alle tracce di DNA che i carabinieri sono riusciti a risalire ai componenti della banda, 2 dei quali arrestati in flagranza già a novembre mentre stavano facendo saltare la cassa deposito di un ipermercato a Tosano di Cassola, dalle parti di Bassano del Grappa, dopo aver rubato bombole di ossigeno e di acetilene. Quello che è stato anche un elemento vincente è stato il DNA che noi abbiamo prelevato allorquando abbiamo arrestato 2 dei 5 componenti della banda in flagranza, l'abbiamo fatto confrontare al reparto investigazioni scientifiche di Parma con la banca dati dei profili di DNA di persone ignote e questo ci ha consentito poi di verificare che almeno uno dei componenti era presente in altri 3 assalti a bancomat avvenuti in Lombardia, in Veneto e in Emilia Romagna.